Si apre giovedì al Tribunale di Vicenza il dibattimento a carico dell'imprenditore televisivo Giovanni Yannakopoulos. Il patron di Rete Veneta e Antenna 3, emittenti di cui l'82enne di Rosà è socio, ma che sono estranee alle accuse, è imputato di minacce continuate a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti del trevigiano Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, che si è costituito in giudizio. Un processo che si annuncia dai grandi numeri e dai nomi altisonanti. Sarà chiesta la deposizione in aula di 115 testimoni da parte della sola difesa, che in parte coincidono con i 27 dell'accusa e con i 32 della parte civile, per cui il totale potrebbe aggirarsi sui 130, tra i quali figurano diversi profili di rilievo della politica regionale, come il presidente della regione Luca Zaia, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, il presidente Roberto Ciambetti del Consiglio regionale, il suo vice Nicola Finco, la consigliera regionale Chiara Luisetto, l'ex capogruppo e ora sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. La tesi della procura berica, sostenuta dapprima dalla PM Serena Chimici e successivamente dal collega Gianni Pipeschi, è che Yannakopoulos abbia cercato di intimidire Bramezza per indurlo a compiere azioni contrarie ai propri doveri d'ufficio e comunque per asservirlo a sé. Come? Attraverso la messa in onda di 925 servizi in 20 mesi, numero che sale a 1300 con le repliche, di cui 768 reputati negativi nei confronti del manager pubblico rappresentato nel processo dall'avvocato Marco Zanon. Un'imponente campagna mediatica che, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe articolata in tre parti: l'oscuramento televisivo di Bramezza e i primi attacchi relativi alla gestione dell'azienda sanitaria, la seconda ondata, per citare le parole dell'indagato quando era intercettato, relativa alle vicende personali dei DG e in particolare il procedimento di liquidazione del suo patrimonio. La terza fase è mirata a colpire anche chi non appoggiava il patron TV, come ad esempio sindaci non allineati, una strategia a cui, secondo gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, avrebbe concorso pure un'intensa attività relazionale attraverso l'uso del cellulare e gli incontri di persona con esponenti del mondo politico, amministrativo e sanitario sull'asse Bassano-Venezia. Nulla di illecito, dice però l'avvocato Maurizio Paniz, fin dalla prima memoria depositata. Non è stato fatto il benché minimo approfondimento investigativo per valutare se le notizie divulgate non fossero il frutto di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, rispettoso dei canoni della verità della notizia, della continenza e dell'utilità pubblica. Secondo la difesa, in nessuno dei frammenti estrapolati dalle centinaia di conversazioni intercettate emerge il riscontro che l'ingegnere Yannakopoulos abbia esercitato pressioni su esponenti politici, limitandosi esclusivamente ad esternare il suo disappunto per l'operato del dottor Bramezza a persone del mondo politico con le quali aveva abituali rapporti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 9 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda il caso Yannakopoulos. Abbiamo letto alcuni stralci dell'articolo di Angela Pederiva per il Gazzettino. Il titolo è questo: il patron TV e il DG ULSS, sarà un maxi processo, Zaia tra i 130 testimoni. Da giovedì a Vicenza il dibattimento, l'imprenditore è accusato di minacce e stalking contro Bramezza. La difesa sostiene che non abbia fatto nulla di illecito. In 20 mesi 925 servizi sulla sanità bassanese, ma per l'avvocato Paniz non è stato valutato il diritto di cronaca. E allora vediamo i protagonisti: il presidente Zaia, l'assessore regionale Manuela Lanzarin, che sono leghisti. Fra i testimoni poi c'è anche il Giacomo Possamai, già capogruppo regionale del PD fino al 2023, ora sindaco di Vicenza, e poi ancora tra i protagonisti naturalmente il direttore generale dell'ULSS Pedemontana, il trevigiano Carlo Bramezza, che è DG dell'ULSS 7 Pedemontana dal 2021. Lui appunto era l'obiettivo o comunque il protagonista di questi servizi TV fatti dalle TV di Yannakopoulos.
Parla anche Chiara Luisetto, che è stata sindaco di Nove dal 2014 al 2019, ora è consigliera regionale. Dice: contro di me ci fu una campagna denigratoria. Il Gazzettino parla di un sofferto verbale della consigliera regionale del PD che amministrò Nove e che scrive: per quella vicenda non mi ricandidai. E poi un ex manager, il padovano Valerio Fabio Alberti, che oltre ad essere il fratello del ministro Maria Elisabetta Alberti Castellati è stato direttore generale dell'allora ULS 3 di Bassano del Grappa dal 2008 al 2012, racconta che la TV screditava l'azienda, la difesi con la fissione di manifesti. Tutto questo sempre negli articoli, anzi, perché sono due, di Angela Pederiva per il Gazzettino di oggi. Allora vedremo come proseguirà questo processo, come andrà avanti il caso Yannakopoulos, un intreccio tra sanità, TV locali e politica, questa vicenda. Ma nel frattempo proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Partiamo dal Corriere del Veneto: borse di studio, 2400 allievi la meritano ma non arriva. Padova, la protesta degli universitari, la regione non le paga. Donazzan, assessora all'istruzione, si difende: non riusciremo a coprire il 100%, dichiara. Una prospettiva naturalmente che non può che preoccupare ulteriormente gli studenti. E allora leggiamo le parole dei rappresentanti degli studenti, in particolare studenti per UDU, che, come scrive il giornalista Gabriele Fusarpoli, è l'associazione più rappresentata nell'Ateneo Patavino. Associazione che indica un colpevole su tutti, come facilmente intuibile dall'attacco frontale di Francesca Pollero, rappresentante degli studenti nel CDA della sezione provinciale dell'ESU. Dopo mesi di vergognoso silenzio da parte della regione è uscita la seconda graduatoria delle borse di studio. Gli scorrimenti coprono poco meno di 200 studenti, lasciando una lunga lista di idonei non beneficiari della prima assegnazione. Al momento sono più di 2400 gli studenti che, pur avendone diritto, non stanno ricevendo questi assegni, un numero troppo alto per poter limitarsi a dare la colpa ai governi precedenti, come ha provato a fare l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, anche perché dovrebbe ricordare che attualmente al governo c'è il suo partito. Perché quindi non adoperarsi per risolvere il problema? Prosegue poi Domenico Amico, coordinatore padovano dell'UDU, che rincara la dose. I silenzi e i ritardi della regione dimostrano il colpevole disinteresse dell'assessora Donazzan nei confronti del diritto allo studio. Oltre ai finanziamenti di MUR e Ateneo, la regione non solo non si è preoccupata di aumentare i fondi per la copertura delle borse, ma secondo i nostri calcoli ci ha pure messo meno soldi rispetto al 2023. Continuiamo a chiederci, mentre le altre regioni fanno del diritto allo studio una tematica centrale, quale rilevanza gli danno Zaia e Donazzan? Servono maggiori investimenti e servono ora. La nostra protesta non finirà finché tutti gli studenti aventi diritto non avranno ciò che spetta loro. Elena Donazzan, conclude il giornalista, nei giorni scorsi aveva detto che la soluzione è articolata, dipende dall'aumento delle borse e la regione in questo momento non ha la possibilità di farlo. Per quanto riguarda il 2023 siamo a una copertura del 70% con ancora 5.600 idonei non beneficiari, mentre per quest'anno non posso garantire che copriremo il 100%. Negli ultimi 10 anni abbiamo sempre garantito il 100% delle borse agli aventi diritto, ma per il 2024 sono molto preoccupata. Queste le parole dell'assessore all'istruzione, cioè proprio chi dovrebbe pagare le borse di studio. Quindi una prospettiva davvero preoccupante per gli studenti idonei non beneficiari, ma noi voltiamo pagina e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Ci spostiamo sul Gazzettino per parlare di politica regionale. Lega batte Fratelli d'Italia nelle candidature e appena 8 intese. Un titolo che fa riferimento alla situazione del centrodestra spaccato in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno. E allora leggiamo: Veneto, centrodestra ancora spaccato in 11 comuni su 24 europee, il PD candida a nord-est il sindacalista Ivan Pedretti. L'ultimo accordo raggiunto a Paese, qui stiamo parlando di nuovo del centrodestra, le principali divisioni a Bassano, Vittorio Veneto e Portogruaro. Insomma, un articolo di Alda Vanzan con una panoramica tra elezioni amministrative e europee, appunto, in Veneto. Allora vediamo in corsa chi c'è. Per la Lega Nicola Finco, candidato sindaco a Bassano. In quota Fratelli d'Italia invece
Valeria Cittadin, candidata a sindaco a Rovigo, che tra l'altro è una dirigente regionale della CISL, e sempre a proposito di sindacalisti invece Ivan Pedretti dello SPI-CGIL sarà candidato per Bruxelles alle europee, quindi con il Partito Democratico. Ma la notizia sulle divisioni del centrodestra invece la troviamo anche sulle pagine del Corriere del Veneto. Centrodestra, più sfide che alleanze alle comunali, coalizione unita solo in 5 municipi su 24. Guerra fratricida per pesare i rapporti di forza. Partite ancora aperte su Porto Gruaro, Preganziol e Spinea. Questo il titolo sul Corriere del Veneto nell'articolo di Martina Zambon. A complicare il quadro anche i forzisti con le loro alleanze a geometria variabile. Questo per quanto riguarda la politica regionale. Le ultime due notizie riguardano invece la sanità, e allora partiamo dai quotidiani del gruppo NEM. Le sfide della sanità veneta, il piano anti-liste d'attesa, più soldi agli infermieri per le ore di lavoro extra, compensi portati a 50 euro all'ora grazie a uno stanziamento da 19,5 milioni di euro. L'assessora Lanzarin parla di una gratificazione giusta, i sindacati invece rilanciano e dicono ora pensiamo anche agli operatori sociosanitari, gli OS. Riguarda 30.000 operatori sanitari, l'accordo segue quello per i medici che vengono pagati 100 euro all'ora. A giugno scadranno i 6 mesi previsti di monitoraggio, poi il compenso potrà essere elevato a 60 euro all'ora per appunto gli infermieri, che invece fino a giugno riceveranno 50 euro l'ora di incentivo. Parallelamente a questo annuncio c'è un'altra notizia che riguarda una polemica lanciata dal Partito Democratico in Consiglio regionale. Psichiatria, presidi e fondi insufficienti, servono strutture per gli adolescenti. PD, Ordine degli Psicologi e lo psichiatra Angelozzi denunciano le carenze del sistema. Notizie queste riprese anche dal Gazzettino in un articolo molto più breve a dire il vero. Agli infermieri 50 euro l'ora per recuperare le liste d'attesa, e poi appunto anche intanto il Partito Democratico che fa il punto sulla salute mentale con Andrea Angelozzi, ex direttore di dipartimento, e Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi. Il Veneto, ha detto la consigliera Anna Maria Bigon con Chiara Luisetto e Francesca Zottis, ha disatteso la vocazione di psichiatria di comunità, servono spazi adeguati per gli adolescenti e più investimenti. L'ultima notizia di oggi riguarda invece il pronto soccorso, i pronto soccorso del Veneto e in particolare la querelle tra Ministero della Salute e Regione. Allora vediamo il caso sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, sempre Laura Berlinghieri a scrivere questo articolo. Il Ministero: negli ultimi 10 anni sono dimezzati i pronto soccorso in Veneto, ma la Regione ribatte, i dati sono sbagliati. In Veneto ci sono 6 strutture di emergenza convenzionate. Tra il 2012 e il 2022 è cresciuto il numero del personale medico e infermieristico. Nello stesso periodo il numero dei medici è di 5.000 unità in più e quello degli infermieri di 10.000, di 3.000 dei tecnici sanitari. Questi sono i dati con i quali la Regione ha scelto di ribattere al Ministero, però ci sono anche i dati del Ministero della Salute che mostrano un crollo dei dipartimenti di emergenza e urgenza da 23 a 12 nella nostra regione, il pronto soccorso da 29 a 15, i pronto soccorso pediatrici da 4 a 2, i centri di rianimazione da 26 a 16. Questo è il confronto dei servizi per le emergenze in Veneto tra il 2012 e il 2022, insomma un calo netto in 10 anni, dimezzati appunto i pronto soccorso. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.